fondamentali del calcio 5 nazionale, che sono gli errori ricorrenti che di solito vengono fatti durante le gare, danno alcuni consigli, vediamo un attimo assieme adesso. Allora, sono 7 praticamente tecniche che andremo un attimo a vedere, che sono il guardo verso basso, verso il pallone, focalizzare la redazione anziché la zona di competenza. Ecco, alcune cose sono ovviamente, anzi, parecchie cose sono quando si arbitra in due, comunque anche per i ragazzi più giovani è interessante saperle. Poi la terza mette di prevedere lo sviluppo dell'azione, 4 comunicazione superficiale verso il contesto, 5 lettura della gara appropriata, 6 precisamente abuso rispetto agli eventi topici, 7 gestione superficiale delle componenti delle panchine. Andiamo a vedere un po' nel dettaglio. Allora, il primo errore che è molto ricorrente, anche perché lo vedo quasi tutti i saluti, è quello dello sguardo basso verso il pallone. Spesso si focalizza nell'aspetto visivo a guardare solo il pallone standogli troppo vicino, e questo purtroppo porta a delle conseguenze che sono una dei contatti, difficoltà nel fare prevenzione, ci si fa superare la reazione, si mette il controllo delle linee di porta e si perde la prospettiva verso il collega. Forse sì, ci sono delle immagini che non sono chiarissime, però il concetto è che quando lo sguardo è troppo rivolto verso il basso, ovviamente si guarda il pallone ma non si vede quello che succede con le braccia, col tronco del corpo. Si vede bene. Ecco, sì, vedete. Ecco, in questo caso, anche se volete poi la linea si alterare, comunque lo sguardo, ecco, suggerimenti pratici ovviamente, quello più semplice è quello di arretrare, quindi non stare troppo vicino e fare magari un passo indietro, guadagnare quel metro o due per avere un campo visivo più ampio. L'altro suggerimento che dà è appunto visionare gare di altri per allenarsi un po' diciamo, a guardare cosa fanno i calciatori mentre vanno a contrastare gli altri, quindi magari si vedono movimenti di braccia vanno ad appoggiarsi, il tronco che fa determinate posizioni per, diciamo, fare un fallo che magari guardando il pallone non riuscite a vedere. Questo aspetto è quello di focalizzare la reazione anziché la zona di propria competenza. Questo è un errore ricorrente, perché spesso quando si arbitra i due si è concentrati solamente sul pallone e quindi è scritto le conseguenze: mancato controllo dei contendenti, il ciclo completo del pallone, si perdono ovviamente i blocchi, le provocazioni, le violenze eccetera, si rischia di fischiare nella zona di competenza dei colleghi, si perdono le istituzioni errate, tipo i 6 calciatori che entrano in campo. Questo succede perché purtroppo ovviamente da soli dovete controllare entrambe le zone, sia quella d'azione che di competenza, perché siete da soli ovviamente. Quando si è in due si è troppo concentrati spesso nel guardare il pallone, e ovviamente quando si arbitra in due lo scopo non è quello di guardare tutti e due la palla, ma uno controlla la zona ovviamente dove c'è il pallone, quindi l'area d'azione, e l'altro deve controllare tutto quello che accade nel resto del rettangolo di gioco. Le immagini che mettono sono proprio erano dei video. Secondo me esatto, ma non parto, l'ho già provato. Quindi vabbè, comunque suggerimenti pratici ovviamente sono quelli di chiaramente fidarsi del collega, perché se è lui che sta controllando la reazione, ovviamente bisogna fidarsi di quello che sta facendo lui. Noi dobbiamo controllare quello che accade dall'altra parte del tavolo di gioco, tipo in area quando c'è l'attaccante difensore che magari si stanno contrastando, e vedere se succede qualcosa in quel momento anche se il pallone è lontano. Quindi ovviamente quella cosa dell'occhio guardare sempre il pallone, ma concentrarsi su tutto il resto del rettangolo di gioco. Consiglio che danno loro di visionare gare altrui da bordo campo e abituarsi a focalizzare una zona di competenza, quindi a vedere una partita di un collega e concentrarsi magari non guardando il pallone ma cosa accade su tutto il resto del rettangolo di gioco, e vedete che succedono tante cose che arbitrando a volte non si vedono. Terzo aspetto è quello di prevedere lo sviluppo dell'azione. Ovviamente anche questo è un aspetto importante. Conseguenze di questo errore sono quelle di fare la prevenzione verbale, troppo in svolgimento chiaramente, si sbaglia il posizionamento, al momento di intervenire si sbaglia il provvedimento tecnico disciplinare, fallo, ultimo uomo, eccetera, e si perde di vista il calciatore da
domanda che loro ovviamente consigliano di farsi sempre è cosa potrebbe succedere ora, quindi cercare di anticipare quello che potrebbe succedere in quella determinata azione. Fino avanti. Memoria, scenari ipotizzabili in caso di fallo. Ecco qua ci sono motivi che impongono di fiscale immediatamente o possiamo aspettare lo sviluppo dell'azione. Quindi bisogna chiedere sempre c'è condotta violenta, siamo già al quinto fallo o no, quindi sono domande da ripetersi in continuazione. Vai. Allora, vediamo i scenari ipotizzabili in caso di fallo, cioè quelli che si usa il vantaggio, quindi siamo in una zona del campo dove opportunamente lo sviluppo dell'azione prima di fischiare, c'è lo sviluppo di un'azione importante verso la metà campo avversaria. Queste sono tutte domande che bisogna sempre farsi per valutare bene cosa fare, fischiare, che vantaggio, eccetera. Ovviamente prevedere i provvedimenti disciplinari eventuali, quindi chiedersi sempre se questo fa fallo, cosa devo fare? Dargli il giallo oppure il rosso? Quindi cercare di farsi sempre delle domande mentre c'è il gioco di svolgimento per anticipare quello che potrebbe accadere senza trovarsi magari spiazzati quando succede l'evento a pensarci, quindi c'è già prevedere se fa fallo questo è giallo, se adesso lo fa è rosso, quindi ripetersi sempre queste cose mentre si abita. Suggerimenti pratici che danno ovviamente bisogna girare dalla tribuna, magari stando alti, dove si vedono meglio ovviamente tutte le tattiche delle squadre. Abituarsi ovviamente a vedere sempre gli errori che accadono e va bene, poi consigliano di bisogna andare in TV per fare un'immagine e prevedere lo sviluppo dell'azione, quindi magari bloccare l'immagine e cercare di capire cosa potrebbe succedere dopo. Questo è un esercizio non facile da fare, ma sarebbe interessante insomma, da provare. Comunque già guardare secondo me le partite andare a vedere un collega e mettersi in una posizione alta, vedete un attimo anche come giocano le squadre, tutte le tattiche che adottano e può aiutare secondo me poi quando si va in campo. Vai. 4. Comunicazione superficiale verso il contesto, questo ovviamente è una cosa abbastanza anche qua ricorrente perché diciamo andiamo un po' a toccare il discorso della personalità, quindi le conseguenze di questo errore sono la lesione dell'autorevolezza dell'arte, la mancata accettazione dei provvedimenti, proteste da parte del pubblico, perché i calciatori innalzamento di toni della gara. Questo è un aspetto che negli ultimi anni va molto preso in considerazione, la personalità è un elemento fondamentale per l'arbitro. E vediamo un attimo poi c'è okay. Quindi questi sono gli errori che spesso vengono visti durante le partite, quindi non avvicinare mai il fischietto alla bocca senza fischiare, quindi cercate di evitare il gesto di avvicinare il fischietto e poi abbassarlo perché da fuori si vede molto bene questo movimento, soprattutto gli osservatori lo vedono, quindi non è un segnale che dà insomma, sicurezza. Poi ricordare sempre il numero di falli e in caso ovviamente il tiro libero universitario indicato, anche i ragazzi l'altro giorno al corso, a mio parere più che ricordare il risultato quando arbitrate, soprattutto da soli, cercate di dire semplicemente il numero dei falli, perché il risultato è scritto, l'avete comunque scritto sul taccuino, ma cercate di ricordarvi sempre sono 3-2, sono 3-3, 4-3, cioè i falli sono più importanti, tra virgolette, del risultato. E questo capita perché spesso il discorso del quinto fallo che dimenticate succede anche a categorie più alte, quindi soprattutto all'inizio fate molto attenzione su questo aspetto. Poi ricordare sempre ovviamente i calciatori ammoniti, in caso di doppia munizione ovviamente non esitate di tirare fuori il rosso. Ok, questo è diciamo normale. Poi in caso di provvedimento disciplinare mostrare tempestivamente il cartellino, ecco anche questo cercate di non andare sempre sicuri quando c'è una munizione da fare, non pensateci troppo, stemperare le tensioni sul ridere quanto possibile, ecco questa è anche qua cercate di essere sempre tranquilli, mai diciamo troppo duri diciamo per i calciatori, ma cercate di fare insomma la partita con tranquillità. Umiltà va bene, tornare indietro solo in caso di cose insomma molto gravi, ma fate la partita sempre con serenità, anche se sbagliate sicuramente, perché
Poi suggerimenti che danno loro, va bene, domandarsi sempre chi mi guarda, cosa percepisce, ok? Anche qua consiglio di guardare sempre le partite in TV e ecco, simulate la gestualità magari a volte anche a casa, se mi capita di vedere su Sky, Sport Italia, quello che è, delle partite di calcio al 5, magari guardate anche i movimenti, le gestualità che fanno i vari arbitri perché vi possono aiutare. E poi proteste offese comprende il momento le circostanze che stanno ragionando e confutarle prontamente nei modi nei tempi adeguati onde evitare quando opportuno. Quindi anche sulle proteste sì, ovviamente bisogna sempre capire il momento della gara. Io vedo spesso arbitri che si fanno mandare a fanculo anche in modo laterale e stanno zitti, non fanno niente. Ecco, secondo me è là che deve venire fuori l'arbitro, perlomeno, cioè dovete sempre, non dico ammonire, ma almeno fare un richiamo molto severo in quel caso, perché non dovete accettare gesti, perché soprattutto all'inizio di partita vedo che a volte si lascia un po' correre, è una cosa che poi non recuperate più nel corso della gara. Quindi già dall'inizio, quando succedono cose del genere, fateli subito sentire, cioè non devono fare gesti o altro, perché altrimenti poi perdete la partita, perché quando vedono che possono farlo continuano fino al termine. Grazie. 5. Lettura della gara inappropriata. Ovviamente qua è una cosa che la gara va preparata prima, durante la settimana, soprattutto per chi in 2. Io consiglio sempre, anche per chi è da solo, magari datevi una lettera se possibile, adesso ci sono le varie classifiche, quindi già un po' prepararsi al tipo di gara che si è andata ad affrontare, se è prima contro seconda, prima contro ultima. Io mi ricordo avevo addirittura se era il ritorno, avevo il risultato dell'andata, se non c'è qualcosa di particolare per prevenire magari qualche episodio che era successo nella gara scorsa. E conseguenze di questo ovviamente sono ovviamente la valutazione degli episodi, missioni di problemi disciplinari, ricordare la gestione dell'errore, tale di concentrazione, ma sono cose scontate. Le proteste, ovviamente delle panchine, si rischia appunto di innalzare i toni della gara se non si capisce il tipo di gara che si sta affrontando. E vai Nino, sulla slide. Ok, qua danno i suggerimenti pratici per questo tipo di errore. Allora, ovviamente preparare dentro la gara con i colleghi durante la settimana, quindi già parlarsi magari al telefono, poi monitorare gli indici di criticità, quindi spesso magari si va ad affrontare squadre ad arbitrare squadre che abbiamo già fatto, quindi magari si sa già qual è il calciatore che può essere l'elemento di disturbo, o appunto il tipo di gara che si va ad affrontare in base alla classifica. Sguardo ampio, bisogna avere per cercare le espressioni in modo dei calciatori, ovviamente anche questo è un aspetto importante, bisogna cercare di guardare, come dicevamo prima, non solo il pallone ma tutto il resto che ci circonda. E non vuole, c'è la testa che non vuole essere il pallone, salvo ovviamente quando hai possibilità delle linee perimetrali per vedere se c'è il pallone esce, se c'è un gol o non gol. Tenere anche lo sguardo sul calciatore in reciproco contrasto, questo è quando si arbitra in 2, dove si va a guardare la zona di competenza, quindi osservare attentamente cosa fanno i calciatori con il pallone lontano. Vai. Faccio vedere le slide. Sono su tutti via. Merito a questo argomento, poi è fondamentale che andate a individuare gli elementi di disturbo. Questa è una cosa che ci siamo detti, ci diremo continuamente, elementi di disturbo. Quindi è inutile che lasciate correre anche le piccole cose. Da subito, appena le capite, percepite qualcuno che vi infastidisce, attenzionatelo subito, perché quello è il 99% dell'elemento di disturbo, che è quello che fa gli interventi più duri, più scomodi, fuori luogo, quello che vi protesta anche quando non serve. Quindi lì dovete poi adoperarvi con la prevenzione, il richiamo, la munizione, l'espulsione per contenerli. Ecco, qua ci sono dei consigli su come recuperare l'area di concentrazione, quindi contatto visivo con tutti i colleghi del team, allora l'introduzione di gioco, quando si è ovviamente in coppia o con il cronometrista,
procedure di controllo da ripetere sistematicamente, ovviamente tutte le annotazioni che dovete fare, gli ammoniti, panchine eccetera. Accettare il proprio errore, è normale sbagliare, quindi questa è anche una cosa che capita spesso quando si fa un errore, poi si tende un po' a portarselo dietro durante la gara, a pensare a quello che è successo prima. Sabato scorso, per un esempio, l'arbitro ha deciso di non ammonire. Il sesto è il posizionamento a pulso rispetto agli eventi topici, conseguenze in questo caso sono le difficoltà nella valutazione dei contrasti, la scarsa credibilità e ovviamente l'accettazione dei provvedimenti, proteste. Qui parliamo dell'aspetto della personalità, perché postura costantemente dinamica e saltellante, intuire lo sviluppo e l'azione per disporsi mentalmente allo scambio, stringere sui concedenti reciproco contrasto con spostamenti dell'elastico e implementare gli scambi. Qua in coppia, sì, questo è più riuscite a perdere sì, è molto da usare così. Vabbè, guadagno e posizionamento di contropiedi quando si controlla l'azione da una posizione avanzata non faccio superare, seguire sempre l'azione da davanti e presidiare la linea di porta e fare possibilità di linee laterali, ma questo ripeto è più che altro per quando si arbitra in coppia. Vabbè, i suggerimenti che danno ovviamente sono elementi specifici come la corsa laterale all'indietro, rinascita su sprint con testa girata di lato, tutte cose che si possono trovare in fase di allenamento. Quando vengono attaccati dentro in zona tiro, sprintare sulla linea di porta, questo invece può essere utile anche da soli, quando si è, ho detto l'altra volta che i ragazzi soprattutto di seguire principalmente la linea del pallone quando si arbitra da soli, per avere un campo visivo più ampio, per vedere un po' tutto quello che accade. Ovviamente quando l'azione sta per entrare nel vivo, dentro l'area di rigore, cercate di scattare verso la linea di porta, anche perché anche in quel caso avete comunque tutto il campo visivo aperto e riuscite a vedere anche per tutto il tavolo. Vi dice, questa è la posizione iniziale degli arbitri, uno è qui e uno è qui, giusto? Sì. Vi dice, boh, l'azione si sposta, vedete il triangolo blu, l'arbitro 1, verso le panchine, sale e l'arbitro 2 scende. Questo è uno spostamento dinamico durante l'azione, ok? Zanetti le mani, viceversa è il contrario, se il fallo è qui, giustamente è più credibile l'arbitro 2, se il fallo è qui è più credibile l'arbitro 1, ma se l'arbitro 1 rimane giù e il fallo è qui, lo vede meglio questo. Quindi in coppia 1, 2, 3, tum, scatto e ci si inverte. Voi vi siete da soli e poi continuate a fare da soli. Usare dei componenti delle panchine. Mi raccomando qua. Questo anche qua è un altro aspetto, un errore che si vede spesso. Le conseguenze di questo sono ovviamente riscaldamento simulato, disagevole non regolamentare, presenza simultanea di più di un dirigente in piedi nell'area tecnica, spesso accade, maggiore coinvolgimento delle panchine ma confrontation e proteste di massa. Il controllo delle panchine ovviamente è fondamentale, per chi ovviamente anche qua in coppia con le disposizioni briefing dettagliate, per il controllo delle panchine a parte di tutto il team ovviamente, quello del volume della gara, monitorare l'effettivo riscaldamento delle riserve fuori dalle panchine. Questo anche qua però anche da soli dovete cercare di dare un occhio, quando vanno a scaldarsi, quando si alzano vanno a scaldarsi veramente, quando necessario utilizzo il warning a gioco fermo verso allenatori e dirigenti che disturbano con parole o gesti entro il limite del tutto, ovviamente se no vanno espulsi, si offende il ribaltamento delle responsabilità. Qua so che da soli ovviamente non è facile, però cercate sempre di dare un'occhiata a quello che accade in panchina. Vedo spesso quando siete da soli che si alzano molte persone dalla panchina, quindi allenatore, dirigente, ecco. Cercate quando passate vicino, questa è una cosa che potete fare anche senza fare il ruolo, cioè il richiamo ufficiale, spesso potete fare molta prevenzione ogni volta che passate dalle panchine, seduti o solo all'inizio in piedi, cioè cercate di fare tanta prevenzione, soprattutto da soli, perché ovviamente è difficile vedere tutto. Allora, grazie a Ale Campa che sta